Delitto Pamio a Mestre, nuovo colpo di scena, la Cassazione annulla la condanna all'ergastolo per l'ex infermiera Monica Busetto, vicina di casa della donna uccisa. Il mondo dell'impresa piange la scomparsa di due figure che hanno fatto la storia dell'industria veneta, il cordoglio per il conte Pietro Marzotto e Giuseppe Nardini, storico nome della produzione della grappa. Arrestato dalla polizia a Padova un 28enne nigeriano con alle spalle una carriera di calciatore nelle serie minori, a denunciarlo per stupro una conoscente 22enne. Violenza dopo la partita di calcio, protagonisti un gruppo di ultras del Treviso Calcio e un marocchino con la figlia, un connazionale giunto in loro difesa viene picchiato. Nel pomeriggio di ieri il direttivo regionale di Forza Italia a Padova, al centro delle elezioni comunali del 10 giugno, l'alleanza con la Lega, il coordinatore Paroli dice ancora 48 ore per decidere, ma su Vicenza sembrano aver ceduto. La bravata di 3 alunni di una media del Trevigiano, la reazione dell'istituto scolastico, 5 giorni di sospensione per gli studenti. Dal 28 al 1° maggio saranno in vigore misure per la gestione dei flussi turistici a Venezia. L'amministrazione comunale continua la sperimentazione, ma uno stop dei Cobas e le biglietterie rischia di creare il caos. Spettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali e subito la cronaca giudiziaria in primo piano con un colpo di scena per un caso che di colpi di scena ne ha riservati in questi mesi. Parliamo del delitto Pamio, lo ricorderete, la donna uccisa a Mestre. Ebbene, la Cassazione che ha annullato la condanna all'ergastolo per l'ex infermiera Monica Busetto, che era la vicina di casa di Lidia Taffi Pamio. Allora ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Ilaria Marchiori per saperne di più su questa decisione della Cassazione. Ilaria. Buongiorno da Mestre, novità per quanto riguarda il processo Busetto perché si torna quasi al punto di partenza. La Corte di Cassazione ha deciso che la condanna all'ergastolo che è stata comminata in appello all'ex operatrice sociosanitaria per l'omicidio di Lidia Taffi Pamio a Mestre è da rivedere. Per questo motivo ha disposto il rinvio ad un'altra sezione della Corte d'Assise d'appello perché si pronunci nuovamente. Stiamo attendendo di capire i motivi della decisione della Corte Suprema, ha dichiarato l'avvocato Doglioni, che ha presentato ricorso verso la sentenza all'ergastolo insieme al legale Busetto. Questa mattina continua andremo nel carcere di Verona dove spiegheremo tutto a Monica che attendeva con speranza. Ricordiamo che la Busetto si è sempre dichiarata innocente. Il delitto che risale al dicembre 2012 quando la vittima 87enne fu uccisa a coltellate nel suo appartamento di via Vespucci a Mestre. L'assassino infierì su di lei più volte coprendole il volto con il maglione che indossava mentre lei giaceva a terra, stringendole poi intorno al collo il cavo del decoder. Monica Busetto era la dirimpettaia e fu arrestata dopo alcuni mesi di indagine. Durante 4 interrogatori disse che nell'appartamento del delitto si trovava completamente sola, poi tirò in ballo Monica Busetta, nel frattempo già condannata in primo grado, soprattutto per la presenza di una traccia di DNA minima della vittima trovata in un suo portagioie durante la perquisizione. E poi seguì la condanna in appello con i giudici che ritennero veritiere le parole di Milli, continuando a concentrare l'attenzione su quel DNA trovato sulla catenina, un elemento che è stato sempre fortemente contestato dai difensori. E ora il ricorso in Cassazione e la sentenza con cui si dispone che si torni quasi al punto di partenza. Dunque nuovo processo, insomma vedremo come andrà a finire questa volta. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori della cronaca giudiziaria. Adesso al cordoglio, del mondo dell'impresa veneta, ma non solo, per la scomparsa nello stesso giorno di due figure di primo piano della nostra industria del Veneto, ovvero il conte Pietro Marzotto e Giuseppe Nardini. Il conte Pietro Marzotto da una parte, Giuseppe Nardini dall'altro, nati a 10 anni di distanza, capitani d'industria del Vicentino il primo, del Bassanese il secondo, accomunati dal destino. Si sono entrambi spenti ieri, 26 aprile, 81 anni Marzotto, 91 Nardini. Il primo, Pietro, dal nome del suo padrino di battesimo, il generale Badoglio, riconosciuto come il creatore dell'impero del tessile, settimo dei figli del conte Gaetano, originario di Valdagno, assunto dal padre come semplice operaio nel 68, che in 30 anni ha trasformato la
l'azienda in una multinazionale, arrivando negli anni 80 ad avere 11.000 dipendenti, uno dei primi ad andare all'estero, ad acquisire marchi come la Hugo Boss, poi nel 2004 la rottura con la famiglia e l'addio a Valdagno, il trasferimento nella tenuta di Val Zignago tra Caorle e Portogruaro, imprenditore in grado di condividere con la comunità il suo benessere e il suo successo, un Veneto autentico, lo ha definito il governatore Luca Zaia, che ha amato questa terra. I funerali a Valdagno il 2 maggio, da oggi la Camera Ardente alla Fondazione Marzotto. Zaia che definisce riduttiva per Giuseppe Nardini la definizione di re della grappa. In lui si sono fusi un mix unico di storia, tradizione, identità, modernità, signorilità, dice, un nome Nardini che è stato e sarà ancora uno dei simboli del Veneto migliore nel mondo. Per più di mezzo secolo alla guida della storica distilleria, fondata nel 1779, da bottega a marchio conosciuto ovunque, incarichi in enti e associazioni, si sentiva cittadino del mondo, ma Bassano diceva resta la mia casa. Fu lui a volere le bolle, la sede aziendale per celebrare i 225 anni dell'attività, e sulla crisi economica diceva per resistere bisogna saper osare, un messaggio che è anche un testamento morale. Torniamo alla cronaca adesso con l'arresto a Padova di un 28enne nigeriano, ex calciatore che ha militato in Serie D anche nel Monselice. L'accusa è pesantissima, quella di violenza sessuale. È stato rinchiuso in carcere e arrestato dalla squadra mobile di Padova con l'accusa di stupro un ex calciatore di 28 anni con alle spalle una carriera nelle serie inferiori che lo ha visto militare anche nel Monselice in Serie D. A denunciarlo una studentessa di 22 anni che lo aveva conosciuto durante una festa a gennaio. La notte stessa sarebbe avvenuta la violenza. Irreperibile, il giovane di origine nigeriana è stato trovato dalla polizia dopo circa 3 mesi di ricerche. Ancora un fatto che ha a che fare con il calcio, ma collateralmente purtroppo. Parliamo di una violenza dopo la partita di calcio. Si indaga su questo episodio. Protagonisti un gruppo di ultras del Treviso e 2 marocchini. Aggrediti da un gruppo di ultra del Treviso Calcio dopo la partita di mercoledì scorso a Vittorio Veneto, mentre si avviavano al pullman, terminato il match, i tifosi hanno incrociato un uomo di 43 anni marocchino che stava rincasando assieme alla figlia di 13 anni. Gli ultras hanno apostrofato l'uomo con insulti a sfondo razzista, poi dalle parole sono passati alle mani prendendo a pugni e calci il 43enne, richiamato dalle urla un vicino di casa del marocchino connazionale. È sceso nell'androne del palazzo dove è stato aggredito anche egli con violenza dagli ultra, il tutto sotto gli occhi atterriti della bambina che ha rischiato pure lei di essere colpita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della Digos. I 2 marocchini sono stati medicati all'ospedale, uno al naso rotto, l'altro ha riportato lesioni varie con una prognosi di 7 giorni. Al momento non è ancora stata formalizzata la denuncia. Di certo quello di Vittorio Veneto non è un episodio isolato. Lo scorso ottobre un gruppo di ultra biancocelesti in trasferta a Portogruaro era stato protagonista di una violenta rissa con un gruppo di migranti ospitato in una struttura poco distante dallo stadio. È stata la sorpresa a rubare dai carabinieri in un appartamento di Montegrotto nel Padovano. In archivio aveva a suo carico altre 23 denunce per furto. Nonostante fosse incinta, una giovane è finita comunque in carcere. Il nostro ordinamento non prevede la reclusione in carcere per le donne incinte e gli ultra 75enni condannati, ma questa volta il giudice per le indagini preliminari di Padova, Mariella Fino, ha fatto una eccezione per una nomade 22enne croata incinta del 4º figlio. La ragazza era stata sorpresa a rubare in un appartamento di Montegrotto dai carabinieri. I militari avevano scoperto a suo carico altre 23 denunce tra Italia ed estero. Lo stato interessante, si sa, fa sentire impunite molte ragazze nomadi, ma in questo caso specifico non sarà così. La giovane donna e mamma è in carcere a Verona, una scelta fatta, ha scritto il magistrato, per tutelare i suoi figli. La politica adesso, ieri c'è stato il direttivo regionale, ieri pomeriggio, di Forza Italia a Padova per fare il punto della situazione sulla questione alleanze. Come sapete è un tema caldo di queste settimane. Se da una parte è stata ribadita l'alleanza con la Lega, per esempio a Treviso, c'è stato quello che sembra ormai un probabile passo indietro su Vicenza per sostenere Rucco, ma le parole di Adriano Paroli, il commissario il coordinatore regionale del partito Adriano Paroli, lasciano intravedere comunque ancora dei giorni di riflessione. Sentiamolo. Nel giro di pochissimo, quindi tra oggi e domani, insomma al massimo il weekend, ma io credo che tra oggi e domani
si provi e si capisca se ci sono le condizioni programmatiche per riproporre un centrodestra unito. E allora Forza Italia, come ha sempre fatto, antepone la possibilità di dare un centrodestra unito al proprio utile interesse, che sarebbe quello di andare separatamente. Questo lo sapremo a breve, quindi non è né un andiamo da soli a prescindere, né un ok facciamo il centrodestra. Quindi ancora da ufficializzare definitivamente la scelta di Forza Italia, anche se, come dicevamo, su Vicenza e su Treviso la situazione, meno su Treviso sicuramente, su Vicenza sembra aver preso un certo percorso, però ci sono anche tanti altri comuni al voto. Dalle elezioni amministrative alle elezioni invece alla formazione del governo, quindi ai fatti di Roma, con anche i partiti che a livello locale guardano a quanto sta accadendo a Roma. Sapete il mandato di Fico, Presidente della Camera, che si è concluso, dice lui, positivamente, e con una settimana di tempo per capire se si riuscirà a formare un governo Movimento 5 Stelle Partito Democratico. Cosa ne pensano allora a livello locale gli esponenti dei partiti, del Partito Democratico e della Lega? Sentiamo. Governo 5 Stelle PD, sarà la direzione dei democratici convocata per il prossimo 3 maggio a decidere sull'apertura dell'eventuale confronto con il Movimento 5 Stelle, e le ripercussioni di quanto sta accadendo a Roma arrivano anche nei territori. Dalla provincia di Treviso è partito un documento nel quale si ribadiscono 3 aspetti fondamentali: la fiducia nel Presidente della Repubblica, la necessità di identificare punti programmatici chiari ed irrinunciabili e soprattutto una consultazione tra gli iscritti. Chiediamo che il partito coinvolga gli iscritti attraverso modalità di consultazioni previste dallo Statuto, proprio sul modello del Partito Socialdemocratico tedesco, in modo da avere la più ampia condivisione possibile di qualsiasi progetto di governo che si voglia mettere in piedi. Di certo la base del Partito Democratico è frastornata dalla situazione nella Marca come altrove. Il segretario reggente Martina ha comunque sottolineato, richiamando la responsabilità, che se si è arrivati fin qui è perché altri hanno fallito, visto che per 50 giorni diversi tentativi non hanno prodotto un esito utile. I Dem riconoscono il passo avanti del Movimento 5 Stelle, che ha chiuso il confronto con la Lega, ma è proprio su questo che anche a Treviso si aprono molte perplessità sulla reale chiusura del dialogo, come ribadisce il segretario provinciale neodeputato del Carroccio Dimitri Coin. Bisogna aspettare il risultato delle prossime elezioni in Friuli, e poi dalla prossima settimana credo si possa cominciare a ragionare seriamente su quello che sarà un'ipotesi di un futuro governo. Certo che se l'ipotesi di un governo 5 Stelle PD poco pare piacere alle basi dei 2 partiti, un centrodestra all'opposizione piace ancor meno ai militanti del Carroccio. Pensare che possa essere escluso da qualsiasi ragionamento sulla composizione del prossimo governo è francamente poco digerito, poco digeribile da parte dell'elettorato nostro e dello stesso movimento nostro. Turisti adesso, e parliamo del ponte del 1° maggio, con una Venezia che si appresta ad affrontare un vero e proprio assalto da bollino nero. C'è lo spettro di uno sciopero dei Cobas alle biglietterie che potrebbe creare del caos, ma la Giunta va avanti per la sua strada, e quindi da domani fino al 1° maggio saranno in vigore le misure per la gestione dei flussi turistici a Venezia. Venezia ci riprova e continua prima in Italia il suo programma sperimentale di regolamentazione dei flussi turistici in città nelle giornate da bollino nero, le stesse previste dal sistema autostradale. Dopo la prova generale andata in scena lo scorso carnevale, la nuova ordinanza firmata dal sindaco Brugnaro sarà operativa da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio, per una Venezia viva e vivibile per tutti. Spostiamo la prova di lancioni che arrivano dal Cavallino, e per cui invece che passare per San Marco andrebbero alla parte delle fondamenta nuove, dove adesso ci sono dei pennelli, dove sono le motolance, diciamo, della CTU. In questo momento l'abbiamo fatto in maniera ancora provvisoria, perché prima dobbiamo vedere se funziona. In quelle giornate potrà essere deviato l'accesso pedonale sulla direttrice Piazzale Roma, Piazzale della Stazione Santa Lucia, Strada Nuova, consentendone l'accesso ai soli residenti e frequentatori abituali della città, muniti di carta Venezia unica, compatibilmente con i flussi, ai visitatori diretti nel sestiere di Cannareggio e nella porzione del sestiere di Castello, limitrofa a San Giovanni e Paolo. I serpentoni umani diretti a Rialto o San Marco saranno fatti proseguire su percorsi alternativi. Cerchiamo di alleggerire il flusso spostandolo su un'altra direttrice, che è quella di Rialto.
poi di nuovo lo blocchiamo, se dovesse essere intenso anche quello, lo spostiamo nella direttrice dell'Accademia. Per quanto riguarda i lancioni Gran Turismo provenienti da Cavallino Treporti, Jesolo, Musile di Piave e Quarto d'Altino, questi avranno il divieto di sbarco negli abituali approdi di Riva degli Schiavoni e dovranno indirizzarsi verso quelli allestiti alle fondamenta nuove. Per evitare il blocco del traffico in Piazzale Roma, pure il Ponte della Libertà potrà essere limitato alla circolazione dei soli veicoli di chi è abbonato ai parcheggi di Piazzale Roma e Tronchetto, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori, nonché agli autobus di linea e non di linea, oltre ovviamente ai veicoli delle forze di polizia, del soccorso pubblico e dei servizi pubblici. Chiediamo a tutti la massima collaborazione, chiaramente chi viene risiede in albergo starà ovviamente più comodo, chi invece magari pensa di venire in giornata, ecco forse non è la giornata che consigliamo di venire a frequentare Venezia. Quindi Venezia è chiamata a una nuova prova per capire se riesce a gestire questi flussi turistici. Torniamo alla cronaca adesso, torniamo alla cronaca nel Trevigiano con il cordoglio, lo shock a Casale sul Sile per la morte di Danilo Tronchino, 85enne, pensionato, il cui corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri all'interno di un pozzetto del suo giardino, con la testa in giù e le gambe all'aria nella sua abitazione. Probabilmente è morto per annegamento, è finito nel pozzetto forse a causa di un malore, un fatto quindi accidentale che esclude responsabilità di terzi. A scorgere il cadavere sono stati i vicini di casa che hanno subito allertato i carabinieri di Treviso, che ora indagano sull'episodio. E sempre dal Trevigiano la bravata di 3 alunni delle scuole medie in una scuola della Castellana, un filmato con il cellulare durante le lezioni in classe costa loro 5 giorni di sospensione. Si sono filmati in classe mentre salutano e fanno un gestaccio, poi il video è stato postato su Instagram, la nuova piazza virtuale degli adolescenti. Passo falso che è costato a 3 tredicenni, 2 maschi e una femmina, studenti delle medie di una scuola della Castellana, 5 giorni di sospensione almeno. Sì, perché il regolamento dell'istituto è ferreo, 1 giorno di sospensione agli alunni scoperti a portare il telefonino in classe, 5 se viene acceso e usato. I 3, verrebbe da dire, si sono autodenunciati da soli, rendendo pubblico il filmato sui social network, dove in molti potevano notarlo e segnalarlo alle autorità scolastiche. E così è stato, i 3 sono stati immediatamente convocati e si annunciano sanzioni pesanti, in particolare per la ragazzina, sarebbe stata lei a realizzare il video con lo smartphone. Impensabile farla franca in un periodo in cui i filmati realizzati dagli studenti sono dei sorvegliati speciali, tratti di bullismo e atteggiamenti di prepotenza nei confronti dei docenti. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo di smog adesso con la nuova stretta sulle misure anti-inquinamento in programma dal prossimo autunno nel comune di Padova. 9.000 controlli e 180 sanzioni è il bilancio delle misure anti-inquinamento applicate dal Comune di Padova nel periodo novembre-aprile, che hanno portato anche a 620 ispezioni di caldaie e impianti di riscaldamento di case e uffici, dei quali il 2-3% non sono risultati in regola. Ma ciò che interessa soprattutto i padovani sono le misure sulla circolazione stradale. Quest'inverno sono state fermate le auto a benzina Euro 0 e 1 e le diesel 0, 1 e 2. Da ottobre ulteriore giro di vite. L'anno prossimo, quindi continuando nell'applicazione dell'accordo interregionale con il Ministero e con le 4 regioni un po' più sfortunate come la nostra del bacino padano, ci sarà nel periodo da ottobre ad aprile, quindi le misure straordinarie, lo stop a benzina 0 e 1, diesel privati e commerciali 0, 1, 2 e 3. Ma non è finita, perché in caso di sforamento del limite di 50 microgrammi di polveri sottili nell'aria per 10 giorni si accenderà il semaforo rosso e in garage dovranno rimanere molti altri automobilisti. Quando invece ci sarà lo sforamento previsto all'accordo per quanto riguarda gli inquinanti, si andrà anche allo stop dei diesel Euro 4. Dire che stanno tranquilli solo i possessori di auto omologate Euro 5 però è un'affermazione che non piace all'assessore, che preferisce pensare ai forti vantaggi per la salute di tutti i cittadini. Non direi così, direi che ci sono intanto moltissimi mezzi alternativi che si possono utilizzare, su cui cominciare a ragionare. Dobbiamo cercare di aiutare la nostra salute, quindi stiamo tranquilli se cominciamo a respirare bene.
C'è una norma europea che verrà applicata anche ovviamente in Italia fra poco più di un mese, che desta stupore e divide giovani e adulti e ragazzi, e cioè quella che vieterà l'utilizzo di WhatsApp ai minori di 16 anni. Sentiamo le loro opinioni. Dal prossimo 25 maggio WhatsApp potrà essere utilizzata solo da chi ha un'età minima di 16 anni. L'annuncio è della compagnia sul suo sito web per rispettare il regolamento sulla protezione dei dati personali sancito dall'Unione Europea, che entrerà in vigore proprio in quella data. La norma fissa di fatto l'età in cui un giovane utente può iniziare a utilizzare la chat, 16 anni. Gli under 16 che vivono in Europa dovranno dunque adeguarsi. Una legge che divide l'opinione fra favorevoli e contrari. D'accordissimo. Rischiano di farsi tanto male, di fare male agli altri e a se stessi. Sono troppo poco socievoli tra loro, meno social usano sinceramente, non è che sia tanto contraria. No, minore di 16 anni mi sembra eccessivo. Insomma, 16 anni sono già grandi. Proibire non è mai servito a nulla, secondo me. Bisogna insegnare invece ad utilizzare WhatsApp in modo corretto, probabilmente. Tutto ciò che è proibitivo non mi convince. Adoperarlo con intelligenza, fino a che punto dobbiamo impararlo anche noi, forse adulti. Il virtuale non deve occultare o affogare il reale. Questa è invece l'opinione di 2 minori di 16 anni che WhatsApp lo usano tutti i giorni. Non dovrebbero toglierlo a tutti, perché non tutti lo usano in maniera scorretta. Dovrebbero essere i genitori anche a vedere i ragazzi. Un'applicazione usata nel giusto modo non può causare problemi. Ma alla fine, quando questa norma entrerà, cosa potrà cambiare? Praticamente niente, soprattutto per quei minori che in questi anni hanno mentito sull'età per iscriversi a Facebook o per usare WhatsApp o per navigare su YouTube. Loro e probabilmente i nuovi iscritti potranno continuare a farlo o eventualmente... Si vedrà, però comunque userei altre applicazioni tipo Messenger, Instagram, Direct, quindi... Adesso sport e solidarietà, perché i tifosi della De Longhi a Treviso hanno contribuito a raccogliere fondi da destinare ai bambini orfani della Sierra Leone. Un assegno da 2.490 euro consegnati dal direttore generale della De Longhi Basket Favaro ai responsabili di Around Us, l'associazione benefica che opera in Sierra Leone attraverso i padri giuseppini del Murialdo. I soldi sono il ricavato della vendita delle fregolotte ai tifosi che hanno partecipato alla partita di campionato al Palaverde contro Udine. 2.490 euro che serviranno per il progetto alimentare che riguarda 150 ragazzi rimasti orfani dall'epidemia di Ebola e dalla spaventosa frana che ha causato migliaia di morti lo scorso luglio in Sierra Leone e che frequentano la scuola dei padri giuseppini del Murialdo. Pagamento delle tasse scolastiche, perché lì si pagano, e mantenimento, cioè loro portano a casa ogni settimana l'occorrente per mangiare durante la settimana, perché l'Ebola ha messo in ginocchio definitivamente questo paese. Lo sport ancora una volta in prima linea per aiutare chi soffre. Lo sport deve essere solidarietà, lo sport deve essere valori e noi abbiamo un compito di trasmettere questi valori al nostro settore giovanile e ai nostri tifosi. Il 10 maggio partirà una delle 4 missioni annuali dei medici polispecialistici di Around Us, che per 16 giorni, sfruttando le ferie, andrà in Sierra Leone per aiutare la popolazione locale. Prima o poi ci andiamo, sarebbe giusto portare forse anche qualche giovane da Treviso, poi magari qualche cestista può nascere. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con Ore 13 fra pochissimo, si parla di terza età e di co-housing, il progetto del co-housing con Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, Aurora Uliana, responsabile del progetto Borgo Mazzini Smart Co-housing, e con 2 cittadini che hanno deciso di aderire a questo progetto di co-housing, Francesca Durigon e Romeo Bortoluzzi. E poi questa sera 20:10 la politica sotto i riflettori, con ovviamente il discorso aperto sulle questioni amministrative, Treviso in particolar modo, ma non solo, con Michela Nieri del Partito Democratico di Treviso e Letizia Ortica di Forza Italia, sempre di Treviso. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.
Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio di venerdì 27 aprile. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e a tratti anche coperto al mattino, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Più sole dal pomeriggio con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime comprese tra 11 e 15 gradi, massime in calo tra 17 e 22 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, anche qui molte nubi nella prima parte della giornata, poi più spazi soleggiati ovunque ma con locali e innocui addensamenti, specie sull'Udinese, senza ulteriori conseguenze. Le temperature minime saranno comprese tra 12 e 13 gradi, massime gradevoli oscillanti tra 19 e 24 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Molte nubi anche con possibili isolati piovaschi al mattino un po' ovunque sulla nostra regione, ma col passare delle ore migliora con ampio soleggiamento su tutti i settori. Diamo infine uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 14 e 15 gradi, massime previste in deciso calo tra 19 e 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.